11 voli dirottati, 10 su Venezia, 1 su Trieste, 4 cancellati. La storia si ripete. La fitta nebbia che da stamane grava su Treviso ha provocato numerosi disagi all'aeroporto Canova, con centinaia di passeggeri costretti a prendere bus sostitutivi per essere trasferiti ad altri scali. E l'incredibile è che poco più di un anno fa l'aeroporto trevigiano rimase chiuso per 6 mesi al fine di effettuare i lavori di ammodernamento della pista e di installare le apparecchiature per il passaggio alla seconda categoria. In questo modo si sarebbero dovute evitare le situazioni come quella puntualmente verificatasi oggi: nebbia, aeroporto in difficoltà come un qualsiasi scalo di campagna. Il problema è sempre lo stesso: intoppi burocratici e rimpalli tra i vari enti che dovrebbero, con una semplice firma, dare il via all'accensione dei nuovi strumenti elettronici. Stiamo valutando la documentazione predisposta da parte di ENAC e Aeronautica Militare per la conclusione dell'iter relativo alla seconda categoria. Oggi comunque la situazione meteo è stata particolarmente difficile e la visibilità, in alcuni orari praticamente nulla, avrebbe comunque creato problemi allo scalo. Per quanto riguarda la situazione sul campo, devo dire che anche in presenza della seconda categoria la situazione non sarebbe stata completamente risolta, in quanto le condizioni di visibilità non avrebbero comunque consentito l'atterraggio e il decollo di una gran parte degli aeromobili che sono stati dirottati. Problemi non tanto per la nebbia in Veneto quanto per l'ondata di gelo che sta attanagliando il nord Europa anche all'aeroporto di Venezia. A causa della neve e del ghiaccio sono stati cancellati i voli da e per Londra, Parigi e Francoforte.